Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete tutti, in questi ultimi tempi tanti vulcani stanno eruttando. In effetti, a parte lo Stromboli in Italia, in tutto il mondo sono 21 quelli attualmente che stanno proprio eruttando. Quindi ho detto ci sta qualcosa che non va. In effetti molti credono che questa cosa sia addirittura un cambiamento dei poli della Terra. Ciao Andrea, mi ricordo, si vede ora, sì. Ciao Andrea, Andrei. Allora, stavo dicendo, gli scienziati hanno concluso forse che può essere il cambiamento dei poli della Terra, altri credono che il fenomeno possa essere, diciamo, come avevo detto già io, ciao Alessia, diciamo dal cambiamento climatico. Come mai ci sono tutti questi vulcani in eruzione? Cosa hanno detto gli scienziati, diciamo, negli ultimi giorni che hanno fatto, diciamo, un convegno? In effetti alcuni scienziati hanno ipotizzato, diciamo, che sono lo spostamento dei poli. Ciao Pachi, ciao. Il perché di tutti questi eruzioni? Cioè, perché tutti questi vulcani stanno eruttando? È di quello che stiamo parlando in questo video. Qualcuno ha asserito che sono associati al cambiamento climatico, alcuni addirittura si ritorna a ripetere la stessa storia, sono dovuti a un pianeta come il famoso pianeta X, Nibiru o il nono pianeta come lo chiamano. Quindi diciamo che questo avvicinamento alla Terra di un pianeta molto grande potrebbe attrarre minerali liquidi, quindi generando terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche. Quindi diciamo anche che questa teoria hanno messo in mezzo, anche se nel febbraio del 2016 gli scienziati della California hanno confermato l'esistenza del nono pianeta e stanno studiando dove stia in effetti, anche se hanno confermato la sua esistenza in effetti. Quindi diciamo che le teorie sono tante, però le certezze sono poche, quindi in effetti possiamo dire che cosa di tutto. Quindi tra cambiamento dei poli, niente, Renny, stiamo parlando. Sì, sì, l'ho risolto. Speriamo che non ne fa un altro uguale. No, speriamo di no. Sì, sì. No, risolto sì, però credo è capace che ne fa un altro uguale. Addirittura un altro ha detto che il nucleo interno della Terra è, diciamo, instabile, cioè perciò ci sta questo accumulo di magma e quindi giustamente il magma deve, diciamo, sfogare da una parte, e quindi i vulcani è la prima cosa. Quindi a volte la lava può anche influire sui terremoti perché fa toccare le placche tettoniche, quindi diciamo sembra tutto un correlarsi di cose. Quindi in effetti hanno fatto questo convegno e quindi ognuno poi ha detto la sua. Chi ha detto che è lo spostamento dei poli, chi ha detto che qualche pianeta che sta arrivando vicino alla Terra sta influenzando, diciamo, questa cosa, e quindi diciamo le cose sono tutte un po' strane, ma purtroppo le teorie sono fatte proprio per questo. Anche i campi Flegrei in Italia sembrano, come dicono loro, pronti per un'eruzione, come anche diciamo Yellowstone lo stesso. Quindi purtroppo non possiamo dire con esattezza che cosa provochi ciò, quindi ognuno ha provato a fare una sua teoria, ragazzi, questa è la cosa. Quindi a parte lo spostamento dei poli, il nucleo della Terra è stabile, perché in effetti il nucleo della Terra, ragazzi, è liquido, quindi è una palla di magma incandescente, immaginate. Quindi è molto probabile che sia anche quello, oppure può essere lo spostamento dei poli, come può essere l'influenza di qualche pianeta nelle nostre diciamo vicinanze.
Quindi sono tante le teorie, però nessuna certezza, questo è poco ma sicuro. Quindi hanno fatto questo convegno, però come sempre ragazzi, chi dice una cosa, chi dice un'altra, stiamo sempre a punto di partenza, quindi come sempre quando succede dobbiamo affidare solo a Dio per salvarci, quindi speriamo che non succeda mai, perché anche loro dicono può essere oggi, fra 100 anni, fra 200 anni, quindi non è detto che i campi flegrei, ciao Anna, o Yellowstone possono eruttare oggi, fra 50 anni, fra 100 anni, nessuno lo sa. Sì, sì. In effetti trovo l'originale perché lei non commenta, diciamo, nei video normali, capisci? Solo sulle live e lei commenta. Poi nei video normali non commenta, quindi il Pachi che sta sui commenti normali è lui. Invece il Pachi, quello là che non commenta nei video normali, è lei. E in effetti i campi Flegrei, Yellowstone, Kilauea, ci sono 21 in effetti in tutto il mondo che stanno a rischio, quindi in Italia abbiamo lo Stromboli, il Vesuvio, l'Etna e la voglia, ce ne stanno una marea, quindi siamo pieni. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti, ci sentiamo dopo qualche altro video. Speriamo che viene a piovere perché fino a mo' ancora nulla, qua perlomeno in Campania, a Salerno. In Sicilia mi hanno detto, ragazzi, mi hanno commentato sta piovendo, a Milano altrettanto. Quindi le previsioni erano giuste, però qua in Campania mi sa che non ci sta nulla. No, non sono un esperto, che alla fine perché prendo notizie, diciamo, da tante fonti e quindi devo sapere la verità qual è, questo è il problema. Quindi dove ci sono fonti che 8-9 sono vere, allora sì. Eh no, hanno fatto un convegno, Samuel, scienziati per sapere perché tanti vulcani stanno eruttando. Pure a me è uguale, Saverio, è bianco qua. Pare che sta la nebbia in giro. E hanno ipotizzato tante cose, quindi chi ha detto che è famoso Nibiru, pianeta 9, che influenza, diciamo, terremoti e magma. Chi invece dice che il nucleo della Terra è stabile, chi dice in effetti che sono i cambiamenti climatici. Diciamo che non sono d'accordo nessuno, quindi ognuno ha detto la sua. Chi ha detto che lo spostamento dei poli, quindi diciamo alla fine non si è capito niente come sempre, quindi ognuno dice la sua, poi nessuna certezza, nessuna ragione, nessuno ha torto, però nessuno sa il vero motivo, questo è Samuel. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, buon appetito a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi e buon appetito.